La moda del flash mob impazza in Sicilia e dal web si catapulta nella realtà palermitana. Un noto commerciante del luogo ha infatti utilizzato questo tipo di evento per creare curiosità e nel contempo pubblicizzare la propria attività. Una via Asciuti ancora sonnecchiante si sveglia di colpo davanti ad uno store per architetti di nuova apertura a Palermo. Occhi incollati alle vetrine, i passanti assistono increduli alla doccia live di tre ai tanti ragazze. Niente sguardi ammiccanti ma solo pose naturali per le tre modelle impegnate nell'operazione quotidiana con tanto di bikini branderizzato. Non si tratta di una candid camera, bensì di un'originale campagna pubblicitaria che dal lancio dello spot su YouTube qualche tempo fa sta raccogliendo sempre più consensi. Gli apprezzamenti dei fortunati che si sono trovati a passare da via Asciuti durante le riprese sono evidenti. C'è chi filma la scena con lo smartphone, il giovane in preda alla crisi ormonale, l'anziano con il passeggino che strabuzza gli occhi, la moglie che trascina il marito rimasto imbalsamato. E dopo le tre ragazze in bikini che fanno la doccia in vetrina, il noto store palermitano è sceso nuovamente in campo nel tentativo di bissare il successo della precedente campagna pubblicitaria e dimostrare di saperne una di più del diavolo in fatto di marketing. La nuova clip lanciata su YouTube documenta un flash mob partito dal negozio sito in via Asciuti e sbarcato nella centralissima via Ruggero VII. L'iniziativa ha coinvolto un gruppo di attori e ballerini, protagonisti di una coreografia che ha lasciato a bocca aperta i passanti. L'azione prevede il via dopo l'invito, raccolto da una spettatrice, a sedersi su un water posizionato al centro della strada. Una festa goliardica organizzata dall'architetto Vincenzo Grigoli, originario di Canicattì, trasferitosi nel Palermitano per lavoro.